Buongiorno, benvenuti, bentornati a tutti al giovedì dedicato agli edifici con struttura in legno. Un appuntamento che abbiamo iniziato alla fine di gennaio e che ancora oggi stiamo portando avanti con piacere ed entusiasmo. Nelle ultime settimane ci siamo dedicati ad approfondire alcuni progetti di esperti, di progettisti con cui abbiamo avuto, diciamo, dei contatti e che appunto si sono cimentati diciamo nella progettazione e poi nell'esecuzione di edifici in legno anche molto diversi tra di loro, perché chi ci segue da qualche settimana almeno si ricorderà di una scuola, del recupero, della ristrutturazione di una corte ottocentesca. La settimana scorsa abbiamo parlato di edifici pluripiano in legno. Oggi il progetto che ci presenterà l'architetto Tiziana Monterisi è molto particolare, è un progetto che non è una semplice ristrutturazione, come potrete vedere nella prossima ora, ed è un progetto che ha vinto un premio molto importante nel 2017, il premio Sostenibilità nella categoria appunto ristrutturazione, e che poi noi come Edicom abbiamo voluto pubblicare, benché abbia una struttura portante in legno, sulla rivista A0, sul numero 27 di A0, perché oltre alla struttura in legno il progetto dell'architetto Monterisi, come vedrete, ha molte caratteristiche importanti che riguardano l'ecologia, la sostenibilità e quant'altro. Prima di lasciare la parola a Tiziana, io vorrei ricordarti che naturalmente potete porre tutte le vostre domande. Cercherò di porle a mia volta all'architetto. Se non ce ne fosse il tempo o la possibilità, l'architetto Monterisi però insomma si è resa disponibile a rispondervi se avete voglia di scriverle ai riferimenti che lei ha lasciato alla fine della relazione. La relazione stessa vi verrà poi inviata con le solite modalità tramite un link nei prossimi giorni. Benissimo, io chiudo questo preambolo che è comunque sempre necessario e lascio la parola all'architetto. Prego. Buonasera a tutti, grazie a Edicom di questa possibilità di raccontare questo progetto che mi ha visto molto impegnata quell'anno, ma perché racchiude, come poi vedrete, tante caratteristiche e tanta ricerca che ho fatto in questi ultimi 15 anni proprio sui materiali naturali. Io sono un architetto, mi occupo di architettura naturale da ormai quasi 20 anni e la mia ricerca è sempre stata quella proprio di riuscire a realizzare un edificio veramente in maniera naturale, quindi come l'epidermide è la nostra prima pelle e protegge in maniera naturale chiaramente gli organi e il nostro corpo, la seconda pelle è l'abito, quindi quella che protegge il nostro corpo nella sua totalità e sicuramente tutti abbiamo provato l'esperienza e la grande differenza tra l'indossare un abito di fibre naturali dall'indossare un abito di fibre sintetiche. Chiaramente la traspirazione, la traspirabilità che ci permette di avere un abito in lino piuttosto che in lana è molto diversa dall'indossare un abito in nylon e sintetico, e da qui parte tutta la mia ricerca per trovare dei materiali naturali e sostenibili che realmente fossero altrettanto efficienti e prestanti e che potessero davvero realizzare la terza pelle, quella che a me piace chiamare terza pelle, che è veramente l'edificio, la casa principalmente, ma di fatto l'edificio che ci accoglie per più del 90% del nostro tempo ogni giorno. La casa oggi ci ha visto rinchiusi per più di 2 mesi, ma di fatto se non siamo in casa siamo in un ufficio, siamo in una scuola, siamo in una palestra, siamo in un teatro, siamo in un ristorante. Passiamo veramente tanto tempo all'interno di un involucro, e da qui la mia volontà di riuscire a trovare davvero dei materiali naturali che potessero essere sostenibili ed efficienti e realizzare interamente una casa.
proprio perché non volevo assolutamente, non voglio neanche adesso, con grande difficoltà, continuare a essere la causa dell'inquinamento e del cambiamento climatico. Purtroppo la nostra attività, l'attività edilizia, è la terza attività più inquinante e nella sola fase di costruzione ha un impatto veramente notevole. Il 40% dei consumi energetici sono dovuti alla fase di costruzione dell'edificio, il 36% di tutte le emissioni di CO2 sono dovuti all'edificio, alla costruzione dell'edificio. Un terzo dei rifiuti che produciamo sono dovuti alla produzione dei rifiuti nei cantieri, il 50% delle materie prime che vengono estratte per produrre materiali che andranno a costruire e a comporre l'edificio. Il 21% dell'acqua potabile che consumiamo ogni anno è consumata per costruire l'edificio. Questo chiaramente vi potete immaginare che impatto ha e quello che io ho cercato di fare era capire se utilizzando materiali diversi, tecnologie diverse, questi 5 dati fondamentali potevano essere in qualche modo migliorati, ridotti e far sì che l'edilizia non sia più la terza attività più impattante, ma anzi possa essere frutto di nuovi modelli di economia. Non ultimo, l'utilizzo di tutti questi materiali che prima inquinano e impattano l'ambiente, di fatto quando vanno a comporre l'edificio creano dei problemi abbastanza gravi alla nostra salute e viene riconosciuta ormai da anni proprio una sindrome da edificio malato causata da materiali sintetici che vanno a comporre chiaramente l'intero edificio. Da qui parte la mia ricerca di come poter lavorare non più su un'economia lineare che quindi parte dall'estrazione di petrolio per trasformarlo in un prodotto che va a comporre l'edificio, ma ho cercato in qualche modo di partire dalla natura, avere una coltivazione, avere dei prodotti, quei prodotti vanno a comporre un edificio, ma che a fine vita non sarà un rifiuto speciale, ma anzi potrà in qualche modo tornare alla natura sotto forma diverse. Questo avviene e sicuramente è una filiera oggi abbastanza conosciuta dai professionisti attraverso la gestione delle foreste e del legno. Il legno è tornato perché è sempre stato chiaramente un materiale antico da costruzione, oggi sta tornando e l'Italia è il quarto paese in Europa per produzione di edifici in legno. Questo è un dato molto significativo per una attività edilizia molto tradizionale come la nostra, e invece siamo anche primi di altri paesi molto più nordici e che apparentemente lo usano più di noi. Quindi il trovare una economia lineare che ci permetta veramente di partire dalla natura e dalla gestione efficace di quello che la natura ci mette a disposizione è veramente stato per me lo stimolo e la ricerca di nuovi materiali, quindi sicuramente il legno, la canapa, il sughero, la lana di pecora, i materiali che la natura ci offre sono tantissimi, ma la mia ricerca mi ha portato a lavorare sul riso, dove lo scarto che eccede la lavorazione del riso, che chiaramente è volta al nutrimento e non ad altro, permette di avere da questi scarti in primis la paglia che oggi viene lasciata in campo e che viene bruciata emettendo CO2, ma dalla lavorazione del riso esce la sua pelle che si chiama lolla, che è proprio la pelle del chicco, e una farina che si chiama pula. Questi tre scarti sono diventati per me una grande risorsa perché sono l'80% della materia prima dei materiali che io utilizzo per costruire gli edifici e che questo caso della casa UD è stato in qualche modo il primo in cui li abbiamo sperimentati veramente tutti. Il mischiare, la miscela di questi tre scarti con dei leganti chiaramente naturali, vado a produrre materiali che mi servono per comporre
l'edificio, che il design addirittura potrebbe arrivare al packaging e alla moda, ma il concetto fondamentale è che quando questi prodotti vengono dismessi non vanno a diventare un terzo di quei rifiuti, ma anzi possono entrare in un processo di biodigestore, quindi produrre energia elettrica termica e tornare al territorio senza aver inquinato. Questa è una materia prima rinnovabile ogni anno che è diventata per me principale e prioritaria all'interno della scelta dei materiali, che insieme al legno, che fa la parte chiaramente principale e strutturale dell'edificio, riusciamo veramente a costruire un edificio sano, sano per l'ambiente, sano per l'uomo che lo deve produrre e sano per l'uomo che lo dovrà vivere e poi smaltire, perché i dati di prima sono solo nella fase di costruzione, poi tutti sappiamo benissimo che cosa vuol dire la gestione di un edificio, quindi il consumo energetico, ed è il perché sempre di più anche le normative ci chiedono di progettare edifici passivi, edifici a energia zero, per non consumare ulteriore energia e emettere CO2. Tutto questo processo mi è stato stimolato anche veramente da questo contesto che è Biella, che sono le risaie, e che realmente l'Italia è il primo produttore di riso in tutta Europa e ha una materia prima rinnovabile ogni anno che viene ad oggi buttata via, che potrebbe cambiare circa il 75% dell'edilizia, dei materiali che oggi utilizziamo nell'edilizia. Con questi materiali vado a comporre questo edificio in tutte le sue parti, quindi prima vado a lavorare sull'involucro che è fatto di legno e di paglia, poi vado a rifinirlo con tutti i materiali di finitura interna ed esterna, vado a lavorare con delle tecnologie a quel punto di energia rinnovabile, perché quando l'involucro in legno e paglia è altamente prestante mi permette di avere un fabbisogno energetico talmente basso che realmente basta poco per poterlo scaldare o raffrescare e avere l'acqua calda sanitaria. Questo per me è un progetto molto importante e Chamois diventa in qualche modo la casa zero, veramente il primo edificio dove un committente, che non ero più io, mi chiede di progettare e riprogettare quella baita in maniera veramente sostenibile. Quando sono arrivata a Chamois la prima volta a vedere l'edificio che il committente mi chiedeva di recuperare e di ristrutturare, è stato veramente dire: questa volta posso dimostrare come si può recuperare il patrimonio esistente, che come vedete questa era la foto che ci ha accolto, in maniera sostenibile, in maniera molto rapida grazie all'utilizzo della tecnologia, ma anche in un ambiente molto rigido come quello di Chamois. Chamois è questo piccolissimo paesino di 90 abitanti in Valle d'Aosta, dove a 1800 metri ci si arriva soltanto o con la funivia o a piedi. Non è concesso arrivare con le macchine e questo borgo, che è circa 20 edifici più o meno messi in questa condizione, cioè fatti soltanto di legno e pietra, chiaramente sono in stato di abbandono. Quindi quando io sono salita e l'orientamento era perfettamente a sud, perché questa facciata è esattamente quella che dà sulla valle e quindi in pieno sole, e i ballatoi ne erano chiaramente la conferma del fatto che le finestre fossero a sud, ma che il ballatoio li proteggesse dal sole nel periodo estivo. Quello che siamo riusciti a fare è di recuperare questo edificio e costruire un edificio completamente sostenibile in zona climatica F, ma che ha un fabbisogno energetico inferiore ai 10 kW a metro quadro anno, più o meno siamo sui 7 kW di fabbisogno. I materiali che abbiamo utilizzato sono esclusivamente materiali naturali o riciclati o riciclabili, che sono appunto la paglia di riso che compone
tutta la parte isolante dell'involucro, il legno, l'argilla, il vetro cellulare che fa da isolamento del controterra, e poi lo vedremo in un dettaglio, per l'umidità e per il radon, e con un piccolo impianto fotovoltaico l'edificio è esattamente quello che nel mio immaginario è la casa autosufficiente, che recupera i materiali esistenti e che permette veramente di recuperare anche dei borghi che chiaramente vengono abbandonati. Queste sono alcune foto dell'edificio esistente, che chiaramente presentava diverse complicazioni a livello strutturale, quindi era molto difficile o comunque molto antieconomico andare a recuperarlo, perché di fatto presentava delle crepe molto importanti, l'edificio si apriva, il colmo era già stato spostato in avanti e il tetto era crollato, facendo crollare i successivi livelli dei solai. Quello che invece abbiamo pensato è stato di dire al cliente: benissimo, questa è una sfida per me ma anche per voi, costruitevi una casa completamente prefabbricata, riutilizziamo, perché chiaramente la sovrintendenza, questa casa è vincolata al paesaggio proprio perché sopra i 1000 metri, riutilizziamo tutte le pietre e tutto il legno, ma andiamo a costruire un edificio completamente nuovo e efficiente. Perché anche il cantiere era davvero molto complicato, non potevamo in nessun modo arrivare con dei mezzi, e quindi tutto ciò che veniva portato in cantiere, noi sapevamo che se non serviva veramente alla costruzione doveva riessere portato a valle, con chiaramente costi molto eccessivi, perché l'edificio è stato fisicamente montato con un elicottero, non avevamo una gru, e la progettazione, la fase di progettazione è stata molto complessa e dettagliata, perché dovevamo studiare ogni singolo dettaglio sia in fase di demolizione sia in fase di progetto, ma soprattutto di cantierizzazione, perché l'elicottero ha un costo che va al minuto e quindi realmente dovevamo riuscire a sfruttarlo al meglio e ottimizzare ogni singolo viaggio. Quindi abbiamo chiesto il permesso di poter portare il demolitore, che è stata l'unica macchina che ci hanno consentito di far passare da un sentiero diciamo ciclabile, e che ci ha permesso di demolire interamente l'edificio. Siccome è un edificio antico di fine 800, di primi dell'800, di fatto i materiali che lo componevano era pietra valdostana e legno di larice che aveva più di 100 anni. Quindi abbiamo separato il legno dalla pietra, il legno è stato portato a valle da un falegname col quale ha fatto tutti gli arredi interni, mentre la pietra è stata accantonata e ci è servita in parte per rifare i muretti a secco della proprietà esterna intorno, un 40% è stata riutilizzata per fare la facciata e una parte per il riempimento, quindi di fatto non abbiamo avuto realmente dei rifiuti dalla demolizione. Da qui inizia però tutto il processo di prefabbricazione dell'edificio, dove di fatto in carpenteria abbiamo prefabbricato ogni singolo elemento. Siccome Architetto, mi scusi se la interrompo prima che lei entri nel merito proprio degli aspetti costruttivi, del dettaglio. Siccome questo posto è un posto molto particolare, cioè avete dovuto usare l'elicottero, non si poteva andare con i macchinari e quant'altro. Allora, ho un paio di domande in merito. Prima cosa, i committenti erano consapevoli di tutto questo? Cioè, da quel che ho capito, sono stati i committenti che sono venuti a cercarla perché conoscevano, insomma, questa sua capacità, la sensibilità per l'aspetto ecologico, sostenibile, eccetera. E in secondo luogo, avete trovato difficoltà nel proporre un edificio simile dal punto di vista dei permessi, a questo punto, dei regolamenti edilizi, il livello di permessi comunali?
Allora, i committenti sono arrivati da me con la richiesta di volere una casa naturale, una casa sana, una casa di riso, perché conoscevano i miei materiali e la metodologia che applico nella progettazione. Sicuramente il fatto che l'utilizzo di questi materiali rendesse una casa sana e a costi zero di gestione. Siccome per loro questa è una seconda casa, il fatto di non avere un riscaldamento tradizionale, non avere dei costi di gestione, poterla usare in qualsiasi momento dell'anno, erano diciamo le richieste del committente. Quindi poi non sapevano bene che avremmo prefabbricato e tutto quello che potevamo fare. Per me però, quando io l'ho vista, era proprio il caso da manuale. Posso recuperare tutto il materiale esistente, posso dimostrare la differenza tra il costruire in prefabbricato con l'uso di legno, mentre quanto tempo ci avremmo messo se avessimo fatto una struttura in cemento con tamponamento in mattoni, eccetera. Quindi è stato proprio un po' per me il caso veramente dove ho potuto dimostrare diverse situazioni. Dal punto di vista normativo, devo dire che intanto la prima cosa è stata la grande fortuna che quell'edificio in particolare non era stato dichiarato a piano regolatore un monumento documento, quindi non era vincolato ai beni architettonici ma solo al paesaggio, perché altrimenti non avremmo potuto demolirlo. Poi giusto o sbagliato non entro in merito nella sovrintendenza. La nostra fortuna è stata che quell'edificio non doveva essere per forza mantenuto. Abbiamo dovuto lavorare però sia con la sovrintendenza che con il comune perché l'edificio prestava delle complicazioni a livello strutturale molto complesse e tant'è vero che prima di iniziare la pratica, mentre si progettava, abbiamo dovuto metterlo in sicurezza perché purtroppo è distante dagli edifici intorno, in uno da 50 centimetri, nell'altro di 1 metro, dietro era addossato. Questo ci ha fatto fare una pre-pratica, diciamo, di messa in sicurezza per poi ottenere il permesso di costruire. Devo ammettere che da parte del comune, che è un comune veramente piccolissimo, alla presentazione di un progetto, se vogliamo anche fuori dai canoni classici, c'è stata massima comprensione e disponibilità, anzi in qualche modo curiosità da parte di tutti, perché sono 90 abitanti, quindi tutti sapevano tutto e vedevano il committente un po' come una persona folle che a Chamois senza riscaldamento sarebbe stata una follia. Oggi sono chiaramente tutti molto soddisfatti, la casa la vivono da più di 4 anni e quindi insomma il progetto è riuscito. Non è stato particolarmente difficile, non è sempre così, in altri comuni poi dopo questo progetto invece il comune molto scettico perché non conosce i materiali, perché non conosce le tecnologie, a volte non è così semplice ottenere i permessi. Certo, certo. Ci sono già un paio di domande dalle persone che ci seguono, magari può rispondere anche più avanti, ma intanto io gliele pongo. I materiali che sono stati trasportati sul posto, una persona chiede, non sono autoctoni? Chiaramente non tutti, perché la paglia di riso presumo che non arrivi dalla Valle d'Aosta, ecco. No, certo. No, i materiali non sono tutti autoctoni, nel senso che diciamo che l'80% dei materiali arriva nell'arco dei 200 km, quindi da Biella al Piemonte e l'intorno, e pochi materiali che vanno dai teli alle viti ad alcuni elementi come il cartongesso, purtroppo arrivano da 14.000 km perché vengono prodotti in Cina. Tutto il legno è un legno austriaco perché di fatto il fornitore principale anche per l'Italia è Binderholz e poco altro. Su questo progetto, proprio nello specifico, abbiamo fatto il calcolo dell'LCA che ci ha permesso anche di dimostrare la differenza, l'abbiamo fatto analizzando col Politecnico di Torino il progetto così come è stato costruito e se fosse stato costruito in mattoni e cemento armato, quali erano le differenze di impatto ambientale di LCA e se fosse stato isolato invece che in paglia, per esempio,
in lana di roccia. Chiaro che ci sono tutta una serie di materiali che oggi non possiamo avere autoctoni, cioè a chilometro veramente zero, ma c'è un raggio che si può definire molto più limitato di quello che chiaramente è la Cina, che è di 10.000-14.000 chilometri. Neanche purtroppo l'unica cosa che abbiamo usato veramente a chilometro zero è stata la pietra che abbiamo riutilizzato, quella della demolizione. Certo, una persona è curiosa sull'aspetto dei costi relativi all'elicottero perché dice che sta facendo una cosa simile, quindi al minuto quanto costa noleggiare un elicottero per questo tipo di lavori? Allora, a seconda del peso dell'elicottero può variare tra i 25, il peso di portata dell'elicottero varia tra i 25 e i 30 euro al minuto. Minuto. Noi abbiamo usato un elicottero che porta 7 quintali e quello è stato un dato di progetto fondamentale perché tutti i telai che vedete qui prefabbricati non potevano pesare più di 700 kg. Quindi questo va a implicare tutta una prefabbricazione perché la casa, e adesso magari la vedete, qui vedete dei dettagli appunto della prefabbricazione, questo ecco è stato studiato perché pesasse meno di 700 kg, altrimenti è chiaro che nella prefabbricazione uno può arrivare anche ad avere dei pannelli completamente finiti e anche lunghi 14 metri, che è il trasporto non eccezionale, ma in questo caso invece era l'elicottero che ci dettava e quindi abbiamo suddiviso tutte le pareti in piccoli telai di circa 2,5 metri per 2,5 metri, che era quello che poteva portare l'elicottero. Di fatto questa prefabbricazione, ecco qua vedete i telai prefabbricati, il solaio che è il lamellare sdraiato, questa è la facciata sud che poi accoglie tutti i serramenti, e all'interno vedete bene la divisione dei telai, cioè dove si vede il nastro è perché qui c'è un telaio e siccome questa casa è una casa energia quasi zero, siamo andati a fare tutto un lavoro sulla tenuta all'aria prima di lavorare poi con la controparete, perché tra questi listelli servono per agganciare la controparete, che in altri progetti faccio anche quella in prefabbricazione, ma in questo caso non potevano portare un peso ulteriore. L'edificio, cioè il rustico fuori acqua, quello tutta la parte diciamo di telaio in legno e paglia, è stato montato in 4 giorni e 7 giorni di produzione. Quei 4 giorni sono stati i giorni in cui abbiamo dovuto ottimizzare al massimo l'elicottero, perché l'elicottero arrivava, posava il suo telaio e i carpentieri in automatico l'andavano ad assemblare. Questo però ci ha permesso di chiudere un edificio di 200 metri quadri ma diviso su 3 livelli in 4 giorni, dal martedì al sabato. E poi qui questo invece si vede tutto un dettaglio dove fuori c'è un tessuto non tessuto di tenuta all'acqua, un listello di distanziatore per la parete ventilata perché è una facciata ventilata, la nervometal serve solo per dare la linearità perché tutto il muro che prima era di 88 centimetri e adesso abbiamo fatto solo di 25, quei 25 centimetri di muro sono fatti realmente a secco, cioè un muro come si faceva una volta, e quindi abbiamo messo la nervometal proprio per permettere di rimanere in linea con tutta la parete dei 3 piani. E 25 centimetri lei parla del rivestimento in pietra? Del rivestimento in pietra, quindi noi abbiamo sfruttato, poi lo vedremo bene nelle piante, abbiamo sfruttato gli 88 centimetri per andare a realizzare circa 41 centimetri è il telaio prefabbricato che è arrivato chiuso. Poi abbiamo fatto circa 8 centimetri dentro di controparete, 5 centimetri è il vuoto della ventilazione e 25 sono il muro di pietra. Quindi invece di 88 siamo scesi sotto gli 80, sono circa 78-79 centimetri, quindi nello stesso volume abbiamo rifatto però un edificio che è prestante sia per l'inverno che per l'estate e completamente antisismico, perché anche qua abbiamo dovuto rispettare la normativa sismica e il carico di neve di 1600 kg
a metro quadro che deve essere portato dal tetto. Qui all'interno vedete invece la controparete, che non lascio mai vuota, ma di solito vado a riempire con della lana di pecora, con della fibra di legno o della fibra di canapa, il passaggio di tutta l'impiantistica e la chiusura con delle lastre di argilla. Che successivamente sono state intonacate. A volte fino a questo livello si arriva già con la prefabbricazione, questo caso non lo permetteva chiaramente. Questo è l'edificio finito esternamente, dove la pietra va a rifare tutto il rivestimento esterno, mentre anche tutti i colmi e i puntoni non sono passanti da dentro a fuori, ma per il ponte termico sono stati ancorati all'edificio attraverso delle alu d'acciaio. Questo è l'edificio dopo la ristrutturazione, dove i ballatoi sono stati ricostruiti con lo stesso legno di larice levigato e ritrattato ad olio, con la grande differenza che abbiamo inserito questo elemento molto moderno e molto contemporaneo, anche perché si vede che chiaramente la casa è stata ricostruita e non abbiamo assolutamente voluto fare un falso storico. Quello che c'è realmente di antico è davvero la pietra e il larice di facciata. Il riscaldamento sono proprio queste vetrate, sono vetrate esposte completamente a sud, sono tripli vetri, sono in legno di larice a vista, perché era anche questo un elemento che ci veniva richiesto dalla sovrintendenza e dal comune, ma questo ci permette di mantenere la temperatura all'interno dell'edificio anche in pieno inverno tra i 18 e i 20 gradi. Il frangisole, che è stato studiato come parapetto, invece ci permette la schermatura estiva, perché chiaramente a Chamois quando c'è il sole picchia e non deve assolutamente surriscaldare l'intero edificio. Questi sono degli interni dove la logica dei materiali naturali segue da dentro a fuori sotto qualsiasi aspetto, quindi gli interni sono completamente in argilla che insieme a quella lastra che è stata messa a secco va a comporre uno strato di circa 3 cm, che è quello che ci permette di regolare internamente in maniera naturale l'umidità, l'assorbimento degli odori, dei VOC, e quindi rendere un'area confortevole senza l'utilizzo di impianti. È chiaro che poi la ventilazione naturale deve essere fatta, in questo caso la committenza ha scelto una ventilazione naturale, altrimenti si può optare per una ventilazione meccanica forzata, ma anche lì, utilizzando completamente materiali naturali, si va a ridurre tutto ciò che è l'impiantistica e quindi la manutenzione e quindi il consumo energetico per poter far funzionare le macchine. Quindi il mio concetto è sempre quello di lavorare prima con i materiali sull'involucro e poi solo in ultima analisi, ma non in ultima analisi perché viene progettata in maniera molto spinta fin dall'inizio, si sceglie qual è la tipologia di impianto, sia per avere sempre un'aria perfettamente pulita e quindi un comfort molto elevato, e sia per quanto riguarda il fabbisogno energetico invernale estivo. Tutta la parte di legno è chiaramente in un rivestimento che va da pavimento a soffitto ed è sempre trattato ad olio naturale. In questo caso addirittura tutti i tessuti che vanno a comporre i mobili sono in fibra di lino. Questo vedete le piante dove qui si percepisce molto bene la parte gialla e la parte prefabbricata, quindi in legno e paglia di riso, tamponata da due lati con un assito di abete 45 in due direzioni opposte, perché fa da controvento. Quindi in questo cantiere davvero non c'è OSB, non c'è materiale che non sia naturale, ad esclusione del controterra, perché a questo piano siamo qui
controterra, e qui siamo già fuori, dove questo strato è stato isolato con del vetro cellulare e tutta la parte della prima soletta è stata isolata con del vetro cellulare per l'umidità, per il radon e per l'isolamento termico. Su questo edificio abbiamo lavorato anche con l'ARPA per fare tutte le misurazioni del radon, perché chiaramente quando vado a sigillare un edificio e la scelta era di non avere la ventilazione meccanica forzata, abbiamo verificato che realmente con il vetro cellulare siamo riusciti a sigillarlo dal radon. Dal piano primo il telaio diventa continuo ed è un telaio sempre legno e paglia, l'intercapedine e questa parte grigia è la parte del muro a secco. Anche le tramezze interne, che sono queste, sono fatte sempre con un montante di legno di abete massello con una finitura in lastre d'argilla e un'intercapedine riempita di lana di pecora. Sia per la divisione dove poi ci sono le armadiature, sia per le divisioni, diciamo, interne. E quindi si va fino a raggiungere il terzo piano, dove vengono divise 2 camere e un secondo bagno. Diciamo che la scansione dei materiali dall'interno sono proprio che tutti gli interni sono rifiniti in argilla proprio per una questione di regolare in maniera naturale la parte dell'umidità e l'igroscopicità, e i 3 centimetri d'argilla servono anche proprio per assorbire gli odori, assorbire i VOC, assorbire tutto quello che realmente può inquinare l'aria interna. Tutte le finiture interne dei pavimenti sono in legno di rovere oliate, l'isolamento è fatto in paglia di riso, il controterra, che è questo isolante, è in vetro cellulare, i frangisoi del ballatoio sono in abete termocotto, quindi vuol dire che nessuno di questi elementi è stato verniciato e non avrà bisogno di nessun tipo di manutenzione, mentre tutti i legni di finitura sono in larice, che è quello che abbiamo realmente recuperato dall'edificio originale, come anche il rivestimento in pietra. Il tetto è anch'esso in lose di pietra e, ahimè, è la cosa che arriva da più lontano. La scelta è stata, questo è un aneddoto che mi diverte sempre molto, l'impresario mi chiede: le vuole greche, indiane o dalla Cina? E io pensavo fosse un taglio particolare della losa. Poi ho capito che la losa valdostana non c'è più, le cave sono completamente chiuse e finite, la sovrintendenza impone che i tetti siano in pietra perché sono originariamente in pietra, ma di fatto oggi possiamo scegliere se importarle dalla Cina, dall'India o dalla Spagna, non dalla Grecia, scusate. E a quel punto mi sono messa a ridere, ho detto vabbè, facciamola meno peggio, prendiamole dalla Spagna, non so cosa dire, è una cosa che mi venga imposta come caratteristica locale e poi devo farla arrivare da 10.000 chilometri. Questo è l'aneddoto molto curioso di come poi anche le sovrintendenze non dialogano con quello che veramente è oggi un tema fondamentale della sostenibilità delle costruzioni. Ma ahimè questo è quello che ci è stato dato. Ecco, qui ingrandisco la parete e vedete bene che ci sono tutta una serie di montanti che sono i montanti strutturali, e qui dove c'è il doppio montante perché inizia un secondo modulo. Qui vedete il listello d'abete della controparete e la lastra d'argilla. I risultati ottenuti sono decisamente interessanti perché con questa parete otteniamo uno spessore di 78 cm e una trasmittanza di 0,12. In copertura abbiamo 0,13 e controterra 0,28, quindi di fatto l'involucro è un involucro passivo dove la tenuta all'aria è stata fatta con gli intonaci e abbiamo utilizzato esclusivamente dei teli traspiranti antigoccia per la copertura e per la facciata ventilata. Qui vedete un po' tutta la sezione nel suo dettaglio, dove dal manto di copertura, il rivestimento in pietra, l'isolamento in paglia di riso, le lastre in argilla,
la finitura in argilla, l'ecopittura, sono tutti materiali che in qualche modo io ho testato con l'aiuto nel senso proprio letterale, perché il committente si è ciecamente fidato, lui voleva una casa sana, naturale e di riso, e davvero qui abbiamo testato che gli intonaci a base d'argilla, alleggeriti dalla lolla, le copitture fatte di latte di calce e pula, l'isolamento in paglio di riso ci permetteva davvero di avere un edificio di altissima qualità tecnica, di prestazioni tecniche, ma anche un comfort davvero elevato, e lo si percepisce quando si entra in un edificio completamente naturale. Si ha davvero una percezione estremamente diversa da un edificio fatto di materiali sintetici. La scelta del committente è stata quella di non avere la ventilazione meccanica forzata, ma di aprire le finestre. Questo è stato da me consentito proprio per la consapevolezza di questi committenti, e sanno che quando loro vivono l'edificio e sono in 4 in quell'edificio devono assolutamente arieggiare in maniera corretta e ventilare. L'edificio non ha un impianto di riscaldamento tradizionale e neanche di condizionamento, ha esclusivamente una ruota di scorta, perché di fatto mantiene una temperatura costante tra i 18 e i 20 gradi, e la ruota di scorta che loro hanno voluto è una cucina economica, perché quando vanno lì cucinano a legna la polenta piuttosto che altre cose, e poi mi chiamano dicendo ci sono 30 gradi, devo aprire la finestra. Certo, perché accendono un camino all'interno di un edificio estremamente isolato. Quindi questi sono un po' dati tecnici che poi riceverete. Siamo nei tempi, credo, visto che sono un quarto Sì. 5 alle 6, lascio spazio a delle domande. Se ho 2 minuti cerco di far vedere un video, non so se... Allora, se vuole possiamo tentare con il video, dopodiché ho raccolto in effetti una serie di domande per lei, sì. Sentiamo, il video è veramente di pochi minuti, vediamo se ce la faccio. Eccolo qua. Non so se si vede. Allora, io lo vedo con Un po' di ritardo. un po' di ritardo, c'è anche una macchia nera in alto a destra, ecco, a posto. Ok. Questo è tutto quello che realmente noi facciamo e seguiamo dal campo, quindi dalla raccolta della materia prima, secondo un preciso protocollo, perché poi la palletta di paglia, che è uno scarto agricolo, viene però entra in un cantiere, quindi entra con tutte le specifiche che ci servono. Qui vedete la prefabbricazione dei telai e la chiusura del pannello. La prefabbricazione davvero ci aiuta a organizzare perfettamente il cantiere, a sapere quanto tempo ci si impiegherà a montarlo e a organizzare. In questo caso era assolutamente necessario, perché altrimenti i costi sarebbero andati alle stelle. Qui vedete il montaggio attraverso l'elicottero, quindi anche lo studio di come il trasporto doveva essere caricato, perché la prima cosa che entrava doveva essere l'ultima cosa che usciva. Solitamente non sono cose a cui pensiamo, ma in un cantiere come questo era assolutamente necessario. Vedete il montaggio e tra l'altro la coordinazione tra gli operai carpentieri e invece i due che vedete, eccoli qua, elicotteristi, assolutamente bravissimi, perché era un lavoro molto particolare. Anche tutti gli altri materiali, come per esempio le lastre d'argilla, la lana, sono arrivati sempre, e anche i serramenti, su bancali con l'elicottero.
Ecco, a tetto ci siamo arrivati veramente in 4 giorni, poi gli altri 2 mesi sono serviti per fare gli impianti e tutte le finiture, e un mese prima per la demolizione e la nuova platea. Ecco, qua vedete, si vedevano le macerie di pietre che poi un artigiano veramente molto bravo ha scelto una a una per ricostruire interamente la facciata ventilata. Anche i bagni non sono in ceramica, ma sono fatti in argilla trattata per renderla impermeabile. Quindi l'utilizzo di materiali naturali è reale e concreto e si può fare in maniera veramente molto tecnologica e anche molto efficiente. Anche la linea degli interni è molto pulita dal punto di Sì, vista. e poi il committente in realtà è un produttore di tessuti e quindi siamo riusciti a convincerlo che la cosa migliore era disegnare e progettare gli arredi e attraverso i suoi tessuti andare a fare tutti i rivestimenti, perché lui produce tessuti per arredamento naturali. Quindi sicuramente era un committente attento e che si è lasciato guidare in una grande, se vogliamo, anche un po' esperimento. Certo, certo. Benissimo, allora architetto, io adesso le farò qualche domanda che è arrivata da chi ci sta ascoltando. Ci sono alcune domande tecniche, un paio un pochino più capziose, ma ne veniamo a capo sicuramente. Allora, una persona chiede, parlando della paglia, se la paglia è stata inserita nel telaio utilizzando qualcosa per evitare possibili marcescenze, oppure è solo paglia? La paglia è solo paglia, e la grande differenza tra la paglia di riso, che è quella che io utilizzo, a paglia di altri cereali, è proprio che la paglia, crescendo in acqua, ma il riso non è una pianta acquatica, contiene un'elevata percentuale di silice, che è quella proprio che gli permette di non marcire, di non essere attaccata dagli insetti, ed ecco perché una delle qualità maggiori per cui ho cominciato a studiare tutti gli scarti del riso è perché realmente la loro composizione chimica, della paglia e della lolla soprattutto, sono lignina, ma fisicamente contengono questa percentuale molto elevata che permette di non marcire, che è la caratteristica principale di un edificio, perché altrimenti avremo dei problemi. In questo caso specifico, dove veniva chiuso in entrambi i lati, perché diciamo che nella normalità le pareti che faccio anche prefabbricate vengono da un lato intonacate a calce, che quindi va in qualche modo a igienizzare. In questo caso, dove è chiuso da 2 pannelli di legno, abbiamo spolverato, setacciato della calce a secco prima di chiudere il pannello. È stato un accorgimento in più, ma che ho voluto fare proprio per essere certa di aver disinfettato. La paglia che utilizzo non arriva mai direttamente dal campo, ma sta circa dai 3 ai 6 mesi, anche un anno, in un magazzino dove noi abbiamo protocollato quello che è stato raccolto, perché ci sono dei dati importanti che vanno gestiti, che sono l'umidità. La paglia non può arrivare in cantiere con un'umidità superiore al 20%, e quindi in quei 3-6 mesi anche quei piccoli microrganismi che possono essere rimasti dal taglio di fatto si seccano e muoiono. Quindi la paglia deve rispettare delle caratteristiche di peso, che quindi di densità, che ci permettono di utilizzarla con uno specifico landa, che è quello che è stato certificato in laboratorio, perché noi utilizziamo la paglia con un landa da 0039. Questo è stato dato dalla certificazione e le prove su delle ballette di paglia che pesano circa 110 kg, con un'umidità inferiore al 20% e con delle dimensioni che sono circa 35-45 x 90. Ok. Dopodiché non subisce nessun tipo di lavorazione o trasformazione industriale, è la balletta che ci prepara l'agricoltore.
Ok, sempre per rimanere sul tema della paglia, qualcuno, più di qualcuno è, diciamo, interessato sul fatto, cioè la paglia all'interno della parete è stata pressata molto? E Allora, che durata ha una balletta di paglia e quindi tutta la struttura così sistemata? la paglia dal campo arriva già con una densità di 110 kg a metro cubo e quindi è molto pressata. Poi all'interno del telaio andiamo a fare un'ulteriore pressa, diciamo, sull'intera sequenza di balle, quindi possono essere da 3, 4 fino a 7 balle, diciamo, su un'altezza di 3 metri, che può essere un edificio normale, perché questo, essendo in clima montano, l'interpiano è da 2,50 m e non da 2,70 m. Lì facciamo un'ulteriore compressione che andiamo a recuperare circa un 5 centimetri. E viene fatto anche a livello manuale, si può fare, perché di fatto si comprime con dei, mi viene cricchetti, ma non so come si chiamano in italiano, dei martinetti. Martinetti. Di fatto la paglia è durevole quanto il legno, ci sono dei dettagli molto importanti che vanno curati, che sono l'attacco a terra, che sono le condense interstiziali, cioè è un progetto che va veramente fatto in maniera seria e non si può lasciare al caso, soprattutto l'attacco a terra, sia per il legno sia per la paglia. Oggi in Italia ci sono edifici di legno da svariati anni, in Europa quello più antico è del 1923, che è fatto con una struttura portante in legno e un tamponamento in paglia non di riso ma di altri cereali. Quindi è un materiale molto durevole, perché di fatto il legno viene usato nel 500, nel 600, nel 700, Parigi è tutta costruita in legno e quindi è un materiale durevole. Oggi, mai come oggi, va veramente fatta attenzione, l'attacco a terra, la tenuta all'aria e le condense, perché siccome non ci sono più gli spifferi, siccome andiamo a isolare perfettamente l'edificio, va davvero controllato e si controlla prima di tutto in fase progettuale. Va bene. Un paio di domande, o meglio, un paio di persone hanno posto la questione del rivestimento esterno in pietra, cioè il rivestimento esterno presenta dei ganci, degli agganci meccanici alla struttura in legno oppure è una struttura autonoma? Allora, in realtà ogni circa 1,5 m di altezza ci sono dei tirafondi di metallo che vengono ancorati all'edificio esistente. Più o meno il passo era 1,5 m in altezza, 1,5 m in larghezza. Ok, giusto per curiosità, quando lei parlava del fatto che si è ritrovata a dover scegliere per una pietra che doveva essere valdostana, in realtà tra Grecia, Spagna e Cina, se non mi ricordo, una persona che ci ascolta ci ha detto che è la stessa cosa per l'Ardesia Ligure, cioè probabilmente se i paesi non sono uguali saranno più o meno gli stessi, ecco, quindi... Purtroppo le cave italiane sono chiuse, o per fortuna, non lo so, non entriamo in questo argomento, ma di fatto alcuni materiali che sono locali, che caratterizzano dei paesaggi, purtroppo oggi non esistono più a livello territoriale, e quindi io la trovai assurdo che abbiamo dovuto comprare, insomma, la meno peggio, che era quella che arrivava dalla Spagna, però realmente non esiste più un certo tipo di materiale. Si può recuperare e tutto quello che abbiamo potuto l'abbiamo chiaramente recuperato. Certo, i serramenti sono serramenti particolari? Sono serramenti a triplo vetro, il blocco è da 98 mm, cioè da 9 cm 8 in legno di abete, e la clip esterna è una clip in larice, quindi di altissima prestazione e con tutto uno studio del dettaglio proprio per la performance energetica. Arrivano a trasmittanze di 0,64 vetro più serramento montato, quindi veramente sono i riscaldamenti dell'edificio.
Ok, e dal punto di vista acustico, sono state quanto la parete così come è stata La parete, strutturata? così come è stata strutturata, ha un abbattimento acustico di circa 60 dB, quindi è molto prestante dal punto di vista acustico, il serramento, siccome è una grande vetrata, si arriva su un abbattimento di 50 dB dell'intero edificio. Quindi è molto prestante a livello acustico, tant'è che dall'interno si ha davvero questo silenzio molto forte, che è un silenzio molto forte, da dire è terribile, ma è così. Eh, la cosa importante sono proprio al contrario andare a studiare tutti quei dettagli di isolamento acustico dei rumori interni, quindi sotto tutte le contropareti c'è posizionata un piccolo tappetino di sughero che va a distaccare la parete dal solaio, proprio perché essendo talmente isolato dai rumori esterni bisogna andare a considerare e risolvere i rumori interni, quindi i rumori da calpestio e da trasmissione interna. E quindi abbiamo studiato tutto un dettaglio di tappetini di separazioni in sughero da pochi millimetri, 2-3 millimetri, sia a perimetro delle pareti, cioè tra solaio e il massetto. Il massetto è un massetto a secco, quindi si passano gli impianti, abbiamo isolato completamente con la lana di pecora e poi chiuso con il tavolato. Prima del pavimento in parquet c'è un altro tappetino anticalpestio in sughero. Ok, quindi sì, in effetti ci sono abbastanza strati per stare in silenzio. Ecco, l'acqua calda com'è che viene prodotta? Perché lei ha detto che non c'è riscaldamento, c'è No, non solo c'è quella stufa. riscaldamento, sì, abbiamo messo una piccola pompa di calore solo che serve per produrre l'acqua calda sanitaria, quelle compatte, ovviamente è un uso di seconda casa, in realtà stanno 4 persone, ci sono 8 posti letto, quindi abbiamo calibrato l'uso dell'acqua calda veramente per le docce e Certo. un piccolo impianto fotovoltaico da 3 kW che permette di avere l'energia in compensazione perché di fatto sono attaccati alla rete Enel. Sì, 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 chiaro, chiaro. Una domanda più tecnica, è possibile fare intonaci esterni direttamente sulla paglia? Sì, è possibile, è una diciamo delle stratigrafie che io uso più frequentemente, quindi dentro lavoro sempre con la controparete e ho il controvento e fuori invece vado a posizionare una rete porta intonaco e poi intonaco direttamente sulla paglia, mediamente intonaco dai 3 ai 5 centimetri. Va bene. Una persona si poneva la questione, siccome è stato un lavoro abbastanza impegnativo, perché voi avete smantellato il vecchio, avete tenuto le pietre, avete fatto tutto quello che avete fatto, non era meglio mantenerlo, cioè rinforzare l'edificio esistente ed eventualmente fare all'interno, come ormai si vede già da diversi anni, anche un edificio in legno? Aveva fatto lei questo tipo di ragionamento? Sì, l'abbiamo fatto, l'edificio è veramente molto piccolo in pianta perché il netto così siamo circa sui 35 metri quadri a piano, quindi è veramente molto piccolo. Invece in questo caso abbiamo recuperato 10 centimetri su ogni lato internamente. Con un cappotto interno non saremmo mai riusciti a raggiungere una prestazione di edificio Ok, passivo e siccome la struttura era veramente malmessa, i costi per renderla sismicamente, perché siamo in classe 2 efficiente, erano davvero elevati. Quindi abbiamo valutato in prima battuta proprio di mantenere l'edificio, ma purtroppo i costi sarebbero raddoppiati. d'accordo, sì, era abbastanza comprensibile, dall'altra parte era comprensibile parimenti anche la domanda del perché fare tutto questo lavoro anziché semplicemente rinforzare e mettere dentro appunto un Purtroppo anche edificio. l'attacco di fondazione era veramente quasi inesistente, quindi siccome comunque l'edificio è 3 piani e porta carichi neve molto importanti, la scelta anche con gli strutturisti è stata quella di demolire.
D'accordo. Io ho lasciato per ultima la domanda che immagino lei stessa Lo so, si la vogliono immaginerà, sapere ma tutti. quanto costa fare un intervento del genere? E l'hanno posta in tanti, Tanti. cioè, o al metro Allora, quadro, oppure anche in percentuale, quanto ha inciso per esempio la gestione del cantiere, che è veramente inusuale, ecco. sì, esatto. Infatti, se devo dare un prezzo al metro quadro, tanto li so a memoria perché me lo chiedono tutte le volte, un prezzo al metro quadro comprensivo di tutto, cioè progetti, progettista, io architettonico, direttore lavori, strutturista, energetico, geologico, cioè tutta la fase progettuale, gli oneri, perché abbiamo demolito e ricostruito, quindi abbiamo pagato una quota parte di oneri, la costruzione fino a tutti gli arredi, quindi veramente la casa così com'è, come la vedete, è costata IVA compresa circa 4.000 euro a metro quadro, compreso di elicottero, compreso di trasporti, compreso di tutto. Ovvio che il committente sapeva cosa aveva comprato o perlomeno sapeva dove aveva comprato. Abbiamo fatto un'analisi e sarebbe costata molto di più, soprattutto in tempo, se l'edificio fosse stato fatto in cemento e mattoni, perché Ah, lì non potendo arrivare tutto viene fatto con gli operai a mano e la motocarriola, quindi la manodopera è veramente elevatissima. ah, ok. Eh, esatto, se vado a scorporare però tutta una serie di voci a partire dalle progettualità, dall'IVA, dagli oneri, eccetera, l'edificio in sé è costato 1.500 euro a metro quadro. Poi il portarlo lì con tutto il contorno, il risultato finale, perché poi si dice sempre il prezzo e i professionisti sono fuori. Quell'edificio progettato così, dove abbiamo progettato anche le maniglie, realmente è costato 4.000 euro a metro quadro. Se io portassi quell'edificio in valle, banalmente sotto Chiaro. e sopra, è chiaro che i costi scendono in maniera molto elevata. L'incidenza dei trasporti è stata parecchia non solo nell'elicottero ma anche nella logistica dei camion, perché purtroppo dovevamo sempre trasbordare dai bilici a dei camion più piccoli che arrivassero alla Maddalena, che è da dove partiva l'elicottero. Quindi davvero c'è stata una gestione complessa, non solo della costruzione, ma proprio di tutto dal progetto alla realizzazione. Certo, certo, chiaro che il costo elevato è comprensibile che sia dato dalla peculiarità del luogo e non tanto dei materiali in sé, perché se, come ha detto lei, la ristrutturazione fosse stata a valle, le stesse dimensioni degli elementi prefabbricati avrebbero potuto essere più ampi o avrebbero potuto essere, la prefabbricazione si sarebbe potuta spingere ancora più avanti, quindi guadagnando su altri aspetti, certo, certo. No, perché sono tutti molto, molto contenti, le fanno anche i complimenti per il lavoro, però ovviamente le domande, cioè la domanda più Ad gettonata è esempio, stata: ma quanto costa un lavoro del certo, genere? un dato molto importante che non è banale, realizzare quel muro a secco dove un operaio da solo è stato per 2 mesi, pietra su pietra, a rimettere il muro, è costato 350 euro a metro quadro, quindi Sì, è una facciata ventilata, diciamo, chiaro. delle più lussuose, quindi ovvio che quello è stato un vincolo della sovrintendenza e che comunque non avrebbe permesso banalmente, poi lungi da me da utilizzarla, ma una geopietra costa un decimo al metro quadro. La scelta è stata proprio anche di trovarci d'accordo con la sovrintendenza per fare determinate scelte a livello di paesaggistiche, quindi i committenti in questo Certo. erano consapevoli del luogo, perché a volte prendere edifici in posti vincolati impone dei costi che purtroppo esulano da un progetto qualunque. Sì, sì, chiaro, chiaro. Guardi, ancora un paio, una domanda riguardo alle maestranze per fare, per esempio, le murature. Le avete trovate con facilità oppure avete dovuto cercarle? No, abbiamo utilizzato una impresa edile locale valdostana che ha fatto tutte le demolizioni
tutta la platea, la ricostruzione del muro, il tetto in pietra, cioè tutte quelle lavorazioni che erano veramente locali, mentre il rustico è un'azienda che prefabbrica case in legno, quindi che abbiamo prefabbricato e ha prefabbricato e montato il rustico, e invece poi tutti gli impiantisti, il decoratore, il parchettista erano assolutamente aziende tradizionali e abituali. Va bene. L'ultimissima domanda che le pongo da parte di una persona, ha mai avuto esperienza di edifici con paglia usata strutturalmente, cioè senza telaio in legno? Magari all'estero, credo sia Esatto, all'estero. purtroppo ne ho visti tanti di cantieri e stupendi di miei colleghi, soprattutto uno in particolare, un caro amico in Svizzera. In Italia non può essere utilizzata la paglia come materiale strutturale, perché dalla normativa dell'NT 2008 non è incluso come materiale strutturale. Quindi in Italia possiamo usare la paglia come materiale isolante da tamponamento, ma la struttura deve essere in legno, deve essere in metallo, deve essere in cemento. In Italia esiste un solo edificio fatto in paglia, non strutturale, ma che è del 2003, cioè antecedente alla normativa. In Svizzera invece, ma anche in Francia, viene regolarmente usata anche in costruzioni pluripiano e senza il legno. Lì c'è tutto un lavoro di calcolo strutturale proprio per la compressione che viene fatta quando si va a montare piano dopo piano, soprattutto quando si arriva a 2-3 piani. L'edificio più alto in Europa fatto senza legno è a 3 piani. Va bene, d'accordo. Io la ringrazio, architetto, per essere stata così disponibile anche nel rispondere a tutte le domande che sono state poste. Casomai ai nostri ascoltatori ne venissero in mente altre, so che lei si è resa disponibile anche a rispondere via mail alla presentazione. Prima di salutarci, vi ricordo che chi vuole può seguirci anche la prossima settimana, sempre alla stessa ora, e appunto settimana prossima vedremo invece la realizzazione di un edificio scolastico in provincia di Bolzano. Detto questo, ringrazio ancora l'architetto Monterisi, ringrazio tutti voi che siete stati con noi e vi auguro una buona serata. A presto.